Allora, Presidente Conte, oggi Giorgia Meloni è stata ricevuta all'Eliseo dal Presidente francese Macron, con il quale i rapporti notoriamente sono stati sempre un po' difficili, per usare un eufemismo. Nelle dichiarazioni pre-vertice entrambi sono stati molto concilianti su tutti i temi che sono sul tavolo, dall'immigrazione alla difesa, alle prossime decisioni del Consiglio europeo. Secondo lei, perché questo vertice possa definirsi un successo, che cosa deve portare a casa Giorgia Meloni? Guardi, io non credo un obiettivo in particolare, deve portare a casa una credibilità che la spinga a scegliere da quale lato stare. Se ambiguamente ancora occhieggiare i paesi di Visegrad o invece iniziare un dialogo nel rispetto reciproco dell'autonomia reciproca con la Francia e con i paesi ovviamente che, per esempio, per Next Generation EU è stato un passaggio essenziale. Noi non ce l'avremmo mai fatta se non avessi instaurato un buon dialogo con Macron e non avessi avuto a un certo punto, lo riconosco pubblicamente, l'appoggio anche di Macron. Aldo Cazzullo, a parole anche oggi abbiamo visto grande comunione di intenti, collaborazione tra Macron e Giorgia Meloni. Stanno così le cose, che i rapporti, cioè, tutti i dissapori sono scomparsi? Perché per la verità il presidente Macron aveva detto all'inizio che l'amicizia con l'Italia è la cosa più importante di tutte e controversie ci possono essere, ma sempre nel rispetto. Guarda, pochi minuti fa sul sito del Figaro, che non è un giornale di sinistra, Isabelle Lasserre ha detto che la Meloni è il rompicapo di Macron, perché da una parte Macron deve andare d'accordo con l'Italia. I francesi hanno fatto investimenti enormi in Italia, pensa a Stellantis, a Luxottica, a tutti i marchi della moda, Vivendi, Telecom, Mediobanca, Generali, Mediaset. Però dall'altra parte lo schema della Meloni va contro quello di Macron. La Meloni vuole sostituire i socialisti e i liberali con i conservatori nell'alleanza dell'Europa e questo Macron non lo può accettare. Il vero punto di incontro, più che l'immigrazione, che mi sembra un altro punto di scontro, è l'Ucraina. Tant'è che adesso francesi e italiani stanno fornendo, ne hanno discusso Macron e Meloni, il sistema antiaereo che i francesi chiamano Mamba, agli ucraini, e sono dei missili che possono distruggere i missili russi, una cosa molto importante. E questo è un terreno su cui Macron e la Meloni la pensano allo stesso modo, forse Macron con qualche distinguo in più, e mi chiedo invece come la pensi Conte. Esatto. Innanzitutto Macron bisogna riconoscere che in questo quadro è quello che ha tentato di più tra i leader europei cercare una via europea. Tant'è che poi ha dato importanza al ruolo di Xi Jinping e ha una visione sicuramente tradizionalmente che promuove molto un'autonomia strategica europea, senza uscire ovviamente e mettere in discussione il quadro della NATO. Però ricordiamoci anche che lui è abbastanza critico, lui decretò la morte cerebrale della NATO, questo è Macron. Quindi in questo contesto però diciamo che non è stato appoggiato prima da Draghi, da Scholz, la Meloni men che meno, perché la Meloni ha sposato un atteggiamento, credo anche per giustificare questa sua ascesa al premierato italiano, alla posizione di premier, sicuramente ha assunto un atteggiamento molto acquiescente a Washington e direi anche su tanti fronti anche a Bruxelles. Adesso... Ecco, però mi scusi, visto che parliamo della guerra in Ucraina e della posizione dello Stato italiano e del governo italiano soprattutto. Allora, lei forse è stato messo un po' in imbarazzo alla vostra manifestazione di sabato scorso dalle parole di Moni Ovadia. Ricordo che cosa ha detto. Ha detto: la guerra non è nata dall'invasione russa in Ucraina, ma è stata preparata dalla decisione di espandere la NATO. Anche lei la pensa così? Guardi, io sempre, innanzitutto vorrei precisare che noi abbiamo offerto il palco come spazio alternativo a tante persone, tante voci del paese che normalmente non hanno nel pensiero unico dominante tanto spazio. Questo vale per tantissimi, per Sara, Carlotta, va bene. tantissime persone, eccetera. Per quanto riguarda Moni Ovadia, io non... No, ma non voglio parlare di Moni Ovadia, voglio sapere se lei la pensa come lui. Sulla posizione di Moni Ovadia. Sì, sulla sua posizione. Le sto rispondendo. Io ho sempre chiarito dall'inizio, al di là di un discorso che sarebbe ampio
sulle cause, l'eziologia di questa guerra, è un discorso storico, culturale che ci porterebbe lontano. Ho sempre chiarito che c'è un aggressore e un aggredito. E su questo sono stato chiaro dall'inizio. Per cui nessuno si può permettere di darmi delle simpatie putiniane. E chi lo ha fatto ovviamente è stato molto scorretto. Il tema è un altro. Il problema è sempre quello. Come usciamo da questa escalation militare? E la strategia perseguita non ci porta a una via d'uscita. È inutile ripeterlo, ma forse giova farlo. E cioè noi stiamo abbracciando, abbiamo parlato delle batterie missilistiche franco-italiane, ma noi parliamo di jet da combattimento. Rasmussen ha detto che addirittura c'è la disponibilità di alcuni paesi NATO a inviare delle truppe. Si sta chiedendo in questo momento... Sì, ma la Meloni non stanno si chiedendo tirerà mai... l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Sì, ma lì ci sono delle regole precise. Addirittura dove... Biden è stato più prudente. Ha detto, Biden ha detto per il momento no, detto un attimo, andiamoci piano. Se domani dovesse entrare nella NATO significa che siamo automaticamente co-belligeranti. Anche il segretario generale della NATO Stoltenberg ha detto che per il momento non è questo all'ordine del giorno. Però, scusi, il punto sono le armi. Allora facciamo l'ipotesi che Macron e Meloni dicono non mandiamo più i sistemi antimissile. Facciamo l'ipotesi che l'America, che è quella che sta sostenendo l'Ucraina, dice basta, non li aiutiamo più, ma non mandiamo più le armi. Cosa succede? Succede che Putin arriva a Kiev e fa quello che è stato detto, no? Mette delle persone per bene al posto di Zelensky. Crea un governo fantoccio. Vogliamo questo? Mi scusi, vi faccio solo finire. La guerra finirebbe. Queste erano le parole di Berlusconi, con la resa Aldo, dell'Ucraina no? e con la vittoria di Putin. Non faccia questo errore che richiama il pensiero di Berlusconi, che è stato taciuto anche in questo contesto di elegia celebrativa, eccetera, cioè quello senso? sul conflitto, perché qui l'elegia celebrativa su Berlusconi ha taciuto invece le sue posizioni che erano molto particolari sulla guerra in su Ucraina. questo conflitto. Le rispondo, è ovvio che se lei in questo momento decide di non sostenere più militarmente l'Ucraina a bocce ferme, si ricrea fra un po' una simmetria militare come era all'inizio. Il problema è un altro. Il problema è che non si è fatto nulla per quanto riguarda la direzione negoziale. Quindi è chiaro che se si rimane completamente inerti, bloccati in quella direzione, e lei mette sul tavolo, allora non mandiamo più armi, si arriverà un momento in cui probabilmente si ricreerà quell'altra simmetria. Ma tutto questo è stato fatto per cosa? Per vincere una guerra? Per arrivare a Mosca? Per mandare a casa Putin? Ma noi pensiamo che domani mattina ci sarà un novello Obama al posto di Putin? Cioè, attenzione. Quali sono le strategie che si stanno Presidente Conte, la fermo, andiamo avanti. No, perché le voglio chiedere anche se lei pensa che... No, nel senso che, siccome abbiamo tante domande, quindi la Presidente Meloni non è realistico che adotti una linea diversa, mi dica solo sì e no, sulla guerra in Ucraina, sull'invio delle armi, ma non è assolutamente realistico, perché l'ha dimostrato dall'inizio, ha dimostrato un bellicismo che in piena continuità con Draghi è assolutamente, insomma, quindi... Mi sembra che non ci sia nessuna prospettiva che l'Italia possa recitare un ruolo protagonista in una direzione di una via d'uscita che è quella negoziale. Ecco, ma quando si è Presidente del Consiglio è un po' diversa la storia, lo è stato anche lei, Premier. Ma io non mi sono mai seduto a prendere ordine a nessuno, guardi. Nei vertici internazionali o si è alleati, si dialoga e si può anche portare una linea che poi non passa, quindi ma almeno la porti e la difendi. Qualcuno? Quindi non confondiamo il fatto che siamo alleati e prendiamo ordini o indicazioni. Però, scusi, lei con Trump aveva un ottimo rapporto, no? Si ricorda ancora adesso il tweet. Mica siamo andati a fare una guerra insieme, scusi. Però, ad esempio, oggi Repubblica scriveva che lei aprì le porte a Starr, il procuratore della giustizia, che venne qui per indagare su questo... Barra si chiamava. Barra, chiedo scusa. L'ho chiarito davanti al Copasir. Sì, l'ha già chiarito. L'ho chiarito davanti al Copasir, l'ho chiarito tutto, ho fatto conferenze stampa, se vuole la riprendiamo. Non c'è nessun ombra, no, adesso Quindi non vedo cosa significa il fatto... Insomma, Repubblica oggi ricordava che lei con Trump ebbe questo rapporto preferenziale, adesso invece dice che non siamo servi da NATO. Scusate, risponda rapido, non poi parli andare di avanti. Repubblica, perché Repubblica è stata smentita da documenti ufficiali, dichiarazioni ufficiali presso il Copasir. Se poi Repubblica sta facendo un suo percorso da tempo e vuole riproporre queste baggianate che sono state già proposte, lo faccia. Il caso era oggettivamente chiuso. Presidente Conte, torniamo a Berlusconi, perché oggi il Senato ha commemorato Silvio Berlusconi. Lei è stato molto criticato per non essere stato al suo funerale a Milano.
Intanto le voglio chiedere, è pentito e perché oggi in Parlamento nessuno dei parlamentari dei 5 Stelle ha preso la parola, ha detto una cosa? Guardi, noi abbiamo, lo vorrei ripetere ancora una volta, ne approfitto, espresso sincero cordoglio ai familiari, alle persone che lo hanno amato e anche che lo hanno seguito politicamente, quindi una comunità politica che l'ha seguito. Però attenzione, noi siamo anche coerenti, vogliamo evitare le ipocrisie. Quindi il rispetto significa anche non parlare in un momento commemorativo se non abbiamo, ovviamente, se non vogliamo in questo momento preciso, al momento dei funerali, rimarcare l'enorme distanza e il contrasto, anzi, che c'è stata tra la parabola politica di Berlusconi e la storia, i principi, i valori del Movimento 5 Stelle. Che Su non questo c'entrano niente l'uno con l'altro, no? Mi pare di capire. direi proprio di no. E l'elegia di Berlusconi, che cosa ha trovato che sia stato qualcosa di eccessivo in questi giorni? Evidente, abbiamo avuto un racconto a reti unificate in cui si è declamato il grande statista, si è declamato l'uomo assolutamente innovatore, eccetera. E ovviamente una visione unilaterale che è trionfata a reti unificate. Noi non ci siamo accodati, però permetteteci, non permetteremo di scrivere e riscrivere la storia, perché la storia, dal nostro punto di vista, è ben diversa. Ma Berlusconi per lei è stato solo, unicamente un avversario politico o le ha anche insegnato qualcosa? Guardi, innanzitutto è stato l'uomo, la figura politica che ha creato una grande anomalia, perché il potere, la concentrazione fortissima del potere mediatico, economico, portata in politica, ha creato un'anomalia di cui si è risentito il riflesso in Europa e anche ha creato una grande frattura in Italia. Dopodiché è anche la persona che ha provocato una torsione costituzionale, perché il fondamento democratico è che la legge è uguale per tutti. Nel momento in cui questa anomalia ha creato continuamente una tensione con leggi ad persona. Poi ho detto anche che c'è stato un degrado dell'etica pubblica. Poi se lei mi dice le ha insegnato qualcosa, a me personalmente forse no, però riconosco che è stato un innovatore del linguaggio della comunicazione, riconosco che è stato sempre convinto europeista. Sicuramente riconosco che ha avuto anche una capacità seduttiva nelle relazioni, qualche volta, non sempre, perché ha avuto anche un effetto a volte contrario e le ha fatte valere a livello internazionale. Ecco, però il complessivo giudizio della parabola politica è negativo. È in contrasto, direi, più che negativo, È più che distante, ma in contrasto. Ma l'antiberlusconismo, Aldo Cazzulo, in termini elettorali, quanto vale? Quanti voti porta? Ancora qualcosa vale. Ma guarda Lili, io onestamente non mi scandalizzo se un leader politico esprime una posizione critica. Cioè un conto di rispetto che va sempre garantito e un conto di ipocrisia. No, io devo dare atto ai 5 Stelle che hanno sempre avuto una posizione critica verso Berlusconi. La domanda però che le faccio, Presidente, è un'altra. Cioè voi siete cresciuti, prima ancora che lei ci fosse, essendo un movimento trasversale, che prendeva voti di qua e di là, prendeva anche voti dei delusi di destra, magari anche qualche voto di qualche ex berlusconiano. Adesso sembrate diventare una cosa diversa. Un po' tutti dicono, beh, adesso questo non sono più i 5 Stelle, ma è il partito di Conte. La domanda è, siete ancora un movimento antisistema che comunque può prendere voti anche dall'altra parte, o siete un movimento progressista, keynesiano, per l'assistenza ai deboli, per il supporto alle imprese con i bonus e quindi destinati prima o poi a fare un accordo serio, magari non alle europee, ma in vista delle prossime politiche, con il PD contro il centrodestra? Qual è lo schema? Noi ovviamente adesso abbiamo una carta dei principi e dei valori che ci colloca stabilmente in una dimensione, in una prospettiva progressista. Questo non significa però che noi siamo soltanto per i deboli, per le fasce più deboli della popolazione. È ovvio che una logica redistributiva e la coesione sociale è fondamentale, la giustizia sociale e ambientale per andare avanti. Però noi siamo anche quelli che assolutamente intervengono e non con sussidi fini a se stessi. I nostri sono stati transizione 4.0, sono stati super bonus, sono diciamo quegli interventi per far crescere e rendere più competitive le imprese. Quindi noi abbiamo, in materia di sicurezza, le faccio un esempio, io non ritengo affatto che il problema della sicurezza sia un concetto appannaggio della destra, anzi questo governo la sicurezza non la sta garantendo. Vedete cosa è successo in campo migratorio? Guardate, prima parlavamo della Francia, Le Pen è stata criticissima, sovranista, dallo stesso lato della barricata politica della Meloni. Ha detto, cara Meloni, stai fallendo e stai fallendo perché vuoi dei compromessi con l'Europa per avere i fondi. Quindi noi critichiamo
perché la sicurezza va garantita a tutti, Certo, però nelle nostre città, periferie, nelle campagne, nei centri montani. Però vede, adesso la Schlein vi ha teso la mano, è venuta alla sua manifestazione, si è presa anche una serie di critiche all'interno del suo partito. Questa mano voi la tendete? Lei va alla prossima manifestazione della Schlein? Guardi, cioè lei in qualche modo pensa a non dico una trattativa, ma a un dialogo con il PD, oppure ognuno va per conto suo? Io tendo la mano alla Schlein a tal punto che ovviamente siamo sentiti e sapevo che sarebbe venuta a mandarmi il saluto del PD all'inizio della manifestazione. Però vedete che cosa è successo? 20.000 persone in piazza di sabato, 35 gradi, un caldo poi, anziché andare al mare vengono qui. Grande successo politico, invita da parte di tutti, attaccano anche tanti esponenti del PD. Avete visto che esplosione c'è allora, stata? ecco, voglio ricordare anche alle spettatrici e agli spettatori cosa è successo. Questa manifestazione dei 5 Stelle di sabato, dove ha partecipato anche Elly Schlein, molto criticata, come lei ha ricordato, anche all'interno del partito, e ha fatto moltissimo discutere Beppe Grillo con la sua battuta sulle brigate di cittadinanza con il passamontagna, che poi... Insomma, se si guardava e ascoltava tutta la dichiarazione, naturalmente era tutt'altra storia. Quindi perché tutti questi attacchi? Le posso dire, adesso inizio ad avere anch'io una certa conoscenza del sistema mediatico, do la mia versione personale. Tutte le redazioni dei giornali erano pronti, flop del Movimento 5 Stelle, si ritrovano a un certo punto 20.000 persone di sabato a Roma, un successo pazzesco, devono cambiare assolutamente titolo, afferrano sta frase di Grillo che è vecchia, è una cosa di ottobre, che, ne do atto, lei ieri ha fatto una trasmissione in cui ha detto chiaramente strumentalizzata. No, ho fatto rivedere quello che ha detto Beppe Grillo, perché diciamo i giornalisti... Sa che cosa sta succedendo su questo punto? Diciamo ai telespettatori che oggi ormai, smontando questo governo i presidi per quanto riguarda anticorruzione, i presidi di legalità, oggi ormai il malaffare dilagherà davanti ai nostri occhi senza passamontagna. Allora il paradosso di Grillo è, signori, per fare lavori socialmente utili, pulire un'aiuola, come è successo a quel signore, o una buca, gli hanno fatto 800 euro di multa, qui ormai bisogna coprirsi, bisogna essere clandestini, chi fa opere di bene. È un mondo a rovescio. Su questo ci hanno giocato. Ecco, ma perché è stata così attaccata Elly Schlein su questo? Beh, perché evidentemente all'interno del PD c'è una forte componente che vive ancora di atteggiamenti nei nostri confronti non dialoganti, diciamo così. Devono chiarirsi al loro interno. Converrà con me però che la parola brigate nella storia politica del nostro paese evoca qualcosa che sicuramente Grillo non voleva evocare, ma forse è una parola, almeno su questo possiamo essere d'accordo, che era meglio non usare da un palco. Ma scegliamo un altro lessico, dite ma quello che volete. Ma non è legato solo ma non alle è collegato, rosse, scusate, però... c'erano quelle partigiane. Allora, scusate, Pasolini ha scritto scritti corsari, vuol dire che i corsari incideva tutti ad andare in mare ad saltare. Diciamo che questo accostamento a Pasolini vuol dire che i rapporti tra lei e Grillo sono diventati ancora caldi e buoni. Però le vorrei chiedere, scusi, è di una strumentalità Conte... pazzesca. Allora... Si è voluto coprire il successo politico. Diciamolo, Vabbè, 20.000 adesso lei è persone. affetto un po' da vittimismo complottite, perché... adesso non credo che un po' si inizio a volesse conoscere dire il sistema mediatico, che forse più la vostra semplicemente. manifestazione è stata un flop. Le voglio chiedere, a proposito di Beppe Grillo, intanto viene ancora pagato 300.000 euro l'anno dal Movimento? Ha un contratto in corso che verrà rinnovato. Per 300.000 euro l'anno? Ma guardi, adesso discuteremo eccetera, non mi sembra adesso i dettagli dell'importo siano importanti. Ritengo che... Ma allora le chiedo, qual è il ruolo di Beppe Grillo oggi nel Movimento 5 Stelle? Perché Allora, siccome lui... è una bella cifra... Questo però, attenzione, sono discorsi diversi. Lui è garante per quanto riguarda i principi e valori ed è un ruolo di garanzia. Questo invece è un discorso completamente diverso. È il lavoro che lui fa e la consulenza che lui dà per quanto riguarda sul piano comunicativo. Possiamo discutere tutto, ma la sua capacità comunicativa... Lo dimostra anche quest'ultimo episodio. È evidentemente... L'ultima parola ce l'ha sempre lei, non Grillo. Attenzione, la linea politica è tutt'altra. La linea politica la fa il leader politico di turno e Grillo non ha possibilità di interferire. Quindi questo è un contratto di consulenza e di assistenza per quanto riguarda tutto il lato della comunicazione. Però alla fine la vostra manifestazione non ha, diciamo, complessivamente, se lei guarda
all'esito di tutte le polemiche che ha scatenato Grillo, non è che vi faccia bene, vi abbia fatto bene. Le posso no? fare una domanda? E perché lei non dà un contributo? Perché anziché parlare di Grillo non parla di Sara, Carlotta, di tutti quelli precari, quelle fasce sociali della popolazione che vivono nel disagio? Perché non parla di questo? Voi contribuite o no? Beh, non siamo noi che abbiamo portato Grillo sul palco. Però, No, però quindi, se riconosciamo che è stata una strumentalizzazione, perché non la superiamo questa strumentalizzazione? Voi che avete la possibilità e la facoltà nei vostri ambiti di comunicazione, date un contributo a parlare del problema, perché su quel palco... abbastanza seri come giornalisti. Ma voi siete, perché, mi scusi, Grillo, mi rivolgo però... a voi perché siete serissimi. Allora dico, diamo un contributo a raccontare quella che è stato lo spazio alternativo dove hanno parlato persone che vivono quotidianamente il disagio e la precarietà che questo governo non guarda. L'ha chiesto anche alla RAI questo, Presidente Conte, lo dico o la adesso, Meloni da qui. mentre faceva lo lancio le qui, nomine. lo lancio qui, lo diciamo alla RAI e a tutto il sistema comunicativo. Sì, però mi scusi, Grillo però ha avuto un ruolo importante anche nei passaggi politici del Movimento 5 Stelle, Certo. nel costruire il governo con il PD, con lei Presidente del Consiglio, e anche nell'appoggiare Draghi, quando comunque in secondo tempo ha assunto il ruolo di guida politica del movimento, però insomma era già lì e la lasciare Però è lei... stato un errore appoggiare Draghi all'inizio o no? O lei lo rifarebbe? Allora, per quanto riguarda il ruolo di Grillo precedente, infatti c'è stato, quando io mi sono insediato, un chiarimento anche statutario sui ruoli, la distinzione dei ruoli, e quello è stato chiarito anche statutariamente, è stato un passaggio fondamentale perché io potessi accettare questo impegno politico, cioè la linea politica spetta al leader. Certo. Il ruolo di garante nessuno toglierà mai perché il fondatore, il ruolo, la capacità anche di dare suggerimenti, progetti nuovi, idee, Grillo è fondamentale, è un ruolo fondamentale, ma è assolutamente distinto rispetto a quello che è l'indirizzo politico che va detto io insieme agli organi statutari, non da solo. Lei parteciperà alle manifestazioni prossime che già saranno tra poche settimane del Partito Democratico? E perché no? E perché no? Se il Partito Democratico abbraccerà e detterà, indirà delle manifestazioni... Per esempio sull'autonomia differenziata. Sull'autonomia differenziata noi ci siamo, stiamo conducendo Quindi addirittura, la abbracciamo il risposta è referendum. sì. Cioè, spero di non provocare le reazioni che sono già successe, spero di non mettere in difficoltà Elly Schlein all'interno del suo partito. Siamo in questa condizione, in questa situazione. Ma l'importante è che lei abbia chiaro quello che vuole fare. Lei per cercare di mettere insieme un fronte anti-Meloni, no? Il PD mi invita e fa delle battaglie che noi condividiamo, certo che posso portare il saluto del Movimento 5 Ma perché Stelle. lei continua però a dire che non è il momento giusto, che è fuori luogo, diciamo di un'alleanza con il Partito Democratico? Ma scusi, dottoressa, se Elly Schlein è venuta a portare il saluto del PD e è andata via, come avevamo concordato, e poi si è scatenato l'inferno in direzione, ma vuole che, parlando oggi di alleanza organica... Cioè, se lei va alla ma lei vuole scatenare l'inferno? La manifestazione del PD, quelli fanno la scissione. Ma non lo so, dico, vogliamo scatenare l'inferno Ma del metterebbe PD. in difficoltà Elly Schlein o metterebbe in difficoltà lei, Giuseppe Conte? E perché dovrei andare in difficoltà? Non lo so, glielo Io chiedo. non sono mai andato in difficoltà per tutte le azioni che ho compiuto politicamente, le faccio scientemente e consapevolmente. Quindi tutto bene, voi farete un'alleanza, adesso siete insieme in No, ho detto Molise, che- farete una manifestazione insieme per le Ma guardi, elezioni? io sarò in Molise domani del- e dopodomani, girerò tutto il Molise. Se ci in- sarà anche Elly Schlein, No, non è previsto quindi un comizio insieme. comizio insieme, È vostro il candidato? non credo che il palco Elly Schlein e Conte sia risolutivo per le sorti della politica anche molisana. Vabbè, non so, se uno immagina che siccome il candidato è vostro, lo appoggia il Partito Democratico, che facciate una E cosa saremo insieme. tutti e due convergenti, credo che ci sarà anche lei, ovviamente, ad appoggiare questo progetto politico. Cioè le chiedo, gli elettori che cosa capiscono? Perché mi sembra più disponibile Elly Schlein a mettersi d'accordo con voi per trovare un terreno comune che viceversa. Perché guardi, gli elettori che vi chiedono un lei fronte legge comune troppi contro la giornali, mi destra... permetta, lei legge troppi No, giornali. io ascolto Guardi, quello io che credo dite che e gli quello elettori fate. si chiedono questo. Qual è il progetto politico, la visione politica del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il nostro campo? Qual è l'identità, la visione e il progetto politico del PD? E a questo punto, piuttosto si chiedono che anche come pensare pensate di fusioni, battere Giorgia alleanze Meloni, strategiche a Presidente. tavolino... Sì, ma l'opposizione, scusi, per battere queste destre bisogna portare una visione alternativa che va costruita, definita e comunicata giorno per giorno.
Non è che se io e Elly Schlein ci chiudiamo in una stanza, Quindi è questione di battiamo la tempo. Meloni. Avete bisogno di tempo. Per esempio, la manifestazione di sabato è un messaggio politico forte, un primo passaggio forte in cui noi abbiamo definito qual è la visione di paese, i riflettori dove li vogliamo accendere. Ma scusi, Presidente Ed è un Conte, primo passaggio, è un primo passaggio, percorso. chiaro. Ma come sta facendo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni? Malissimo. Malissimo perché sta venendo fuori, l'ho detto anche in manifestazione sabato, sta venendo fuori, guardi, questo mi ha sorpreso perché io ero anche un po' abituato alla destra sociale, no? Alcune Però formule. il record di occupazione, voglio dire. No, i dati vanno letti bene. Attenzione, innanzitutto c'è stata già una risalita nell'ultimo quadrimestre del 2021 ed è continuata. Il tema è questo, come si distribuisce l'occupazione e che qualità. Perché se andiamo verso il precariato, la regola del precariato, lei comprende che non offriremo nessun progetto di vita. Giovani soprattutto. Però il numero dei non precari è aumentato adesso, in base agli ultimi dati. Però mi permetta, il problema è dove sta andando questo governo che mi sorprende. Cioè sta creando in modo scientifico, consapevole, un paese per la fascia di categoria A dei cittadini, dove ci sono ricchi, potenti politici, alti burocrati della pubblica amministrazione, e tutti gli altri cittadini sono in fascia B. La legge è uguale per tutti, viene stravolta. Con la giustizia, cosa pensa del per esempio, ministro della giustizia Nordio? Cioè lei che idea si è fatto? Perché magari guardi, nella giustizia è il pilastro dove stanno buone. rivelando questa visione, dividere le categorie. Cioè, scusi, la custodia cautelare. La custodia cautelare, lei sa che viene anche disposta per prevenire la latitanza, il pericolo di fuga. Se io avverto 5 giorni prima che c'è un interrogatorio, chi ha la possibilità andrà all'estero e chi ha la possibilità sono ricchi, potenti e politici, di solito questi ci vanno, o malavitosi. E così per quanto riguarda l'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio, grande dibattito. Attenzione, stiamo parlando di concorsi truccati. La Cassazione l'altro giorno ci ha detto che senza l'abuso d'ufficio non avrebbe potuto condannare chi ha favorito l'amante in un concorso pubblico. Oppure il medico che anziché dire al paziente vieni, ti curo qui nell'ospedale, gli dice guarda vieni nella clinica privata perché lì domani mattina ti posso Quindi curare. la riforma Nordio bocciata. Allora, lei però sta disegnando un quadro da leader dell'opposizione, però il quadro politico in questo momento è completamente diverso. Cioè Giorgia Meloni ha un consenso alto, vince le elezioni amministrative, loro non hanno problemi a salire sul palco insieme, lo hanno fatto a Catania. attenzione, però Meloni, non ha avuto la maggioranza, Salvini. non si deve illudere il governo di aver avuto la maggioranza del paese. Perché lei sa che non è stata la maggioranza del paese, adesso hanno ancora un consenso. Però i loro voti si possono sommare, cioè in questo momento i voti di Forza Italia, Lega e le Meloni si sommano, i voti di Calenda, Schlein e Conte non si sommano. Peraltro non credo che il tema sia domani mattina, quindi quando io parlo di un percorso per l'opposizione, di creare un percorso e battaglie comuni e convergenti, quindi abbiamo un po' di tempo. Però il tema è un altro. Io credo che la Meloni stia deludendo il suo stesso elettorato, che già non è la maggioranza del paese perché c'è stata una scarsa affluenza, come sappiamo, perché sta facendo un sacco di piroette, si sta rimangiando tutta una serie di obiettivi, di promesse che aveva fatto in campagna elettorale. Stando all'opposizione per anni, ha promesso di tutto. Faccio un esempio, un solo esempio. Quando ero io durante la pandemia, mi mandò una lettera facendo dei video, eccetera, clamorosi. Presidente Conte deve distribuire 1.000 euro con un click domani mattina alle famiglie in difficoltà. Adesso Fabi ci ha detto che hanno introdotto una tassa patrimoniale. Abbiamo meno 61 miliardi nei conti correnti dei cittadini italiani, è stato accertato ultimamente. Quella è una tassa patrimoniale per il caro vita. Lei non sta facendo nulla per il caro vita, caro mutui e caro affitti. Le abbiamo dato delle soluzioni, non ci vuole sentire. Stanno semplicemente favorendo un percorso privilegiato per i cittadini serie A. Ricchi, potenti, politici, come abbiamo detto. Rapidissimo, a proposito della decisione della Procura di Padova sui 33 bambini nati da coppie omosessuali, c'è chi parla di omofobia di Stato. Lo pensa anche lei? Guardi, io credo che è veramente un'assurdità quella che si è creata a Padova. E questa destra dovrebbe un attimo fermarsi a riflettere, perché cavalcare la propria ideologia sulla pelle dei bambini è vergognoso. Cioè stiamo parlando che qui con loro... Però la destra dice che la procura rispetta, chiede al tribunale perché rispetta una legge... Ma qui stiamo parlando di una follia, cioè loro stanno creando le premesse perché questi 33 bambini il giorno dopo, da domani mattina, perdano un genitore.
avevano fino al giorno prima un genitore, loro per questa furia ideologica sulle spalle dei bambini tolgono, privano i bambini di un genitore. È follia, poi la puoi pensare diversamente per quanto riguarda tutto il resto che c'è dietro, però il riconoscimento dei diritti dei figli è sacrosanto. Chiaro.